Nel 1986, anno in cui fu fondata Aprola, l'associazione produttori latte Veneto, i produttori in Veneto erano circa 43.800. 30 anni dopo ne sopravvivono appena 3.000 in tutta la regione, circa il 7%. Un dato che riassume lo stato di crisi del comparto lattiero-caseario, che dopo la fine dell'era delle quote latte oggi si trova ad affrontare la giungla del mercato libero, dove la concorrenza dei grandi produttori del nord Europa ha portato ad una progressiva, drastica riduzione del prezzo del latte riconosciuta agli allevatori veneti. Vi ricordo che produrre un litro di latte, il costo di un litro di latte qui in Veneto va dai 40 ai 45 centesimi, ahimè le cooperative danno circa 30-35 e il mercato cura più sotto, quindi come si fa a competere con questi prezzi di mercato? L'unica difesa che abbiamo in questo momento sono le cooperative che fortunatamente qui nel Veneto stanno dando un impulso e stanno raccogliendo il latte dei propri soci e dando anche un prezzo superiore di quello che il mercato in questo momento sta dando. Per quanto riguarda i prezzi di conduzione abbiamo messo 1 milione appunto per dare un aiuto diretto al sistema latte e stiamo vedendo insieme al mondo cooperativistico di poter in qualche maniera, supportandolo, riuscire a resistere. Aiuti che rischiano di non essere sufficienti. In occasione dell'annuale assemblea dei soci, infatti, Aprola aveva invitato allevatori di altri paesi europei per mostrare come l'impoverimento del mercato sia diffuso. In Polonia, ad esempio, il prezzo medio al litro è di 28 centesimi, mentre in alcune regioni della Germania si scende addirittura a 18. In questo panorama, l'unica certezza su cui investire resta la ricchezza qualitativa della produzione casearia veneta. Il Veneto, 68% della produzione va a formaggi DOP, 92% in totale a formaggi di qualità. Io credo che questa debba essere la bandiera che fa salvare le nostre produzioni e le nostre aziende. Cioè, perché gli altri copiano e noi non copiamo gli altri? Questo dovrebbe essere il nostro punto di forza, proprio incentivare le nostre produzioni di qualità, continuare a investire nella comunicazione, nella quale siamo molto carenti, e nella vendita, perché noi, io lo dico sempre, siamo molto bravi a produrre, siamo i migliori al mondo nel trasformare, siamo molto indietro nella comunicazione e nella vendita. Questo è l'investimento che dobbiamo fare per il futuro per dare una risposta alle nostre aziende agricole che contrariamente avrebbero dei problemi. Un patrimonio da valorizzare, soprattutto salvaguardando i produttori di latte locali, garanti non solo di una produzione, ma anche di un territorio di qualità. Un tempo arrivavano solo cisterne di latte, adesso stanno arrivando cagliate, stanno arrivando anche molti prodotti già confezionati e finiti e quindi col tempo penso che non solo il produttore ma anche la trasformazione sarà costretta a soffrire. Quindi io lancio un forte messaggio anche al mondo della trasformazione di cercare di riconoscere quei 2-3 centesimi in più all'allevatore che potrebbero servire per mantenere in vita le aziende. Aziende del settore lattiero-caseario che se spariscono rendono più brutto anche il nostro territorio, specialmente il territorio montano.